Bene, buonasera e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Succede alle 31 di Eraldo. Eh, C'era una volta il modello Veneto, o se vogliamo allargare lo sguardo, c'era una volta il modello sanitario lombardo-veneto. Poi arriva la pandemia e cosa scopriamo? Che la Lombardia è stata la regione più colpita della prima ondata e che il Veneto è quella più colpita della seconda ondata. Perché? Cosa è successo? Cercheremo di capirlo questo pomeriggio innanzitutto con la collega di Eraldo, Fabiana Bussola. Ciao Fabiana, ben ritrovata questo pomeriggio con noi. Ciao Ernesto e grazie di questa diretta su un tema molto importante e saluto chi ci sta seguendo. E lo faremo soprattutto con Paolo Biondani. Buonasera Paolo, lo ritroviamo, il giornalista dell'Espresso che già è stato ospite nostro durante la prima ondata, forse lo ricorderete. Buonasera Paolo, sei qui con noi soprattutto perché con l'Espresso hai condotto un'inchiesta molto importante proprio su quelle che sono la gestione della pandemia dal punto di vista del Veneto e della Lombardia. Sì, grazie dell'invito. Grazie a te per essere qui con noi questo pomeriggio. Allora, direi di iniziare subito con il chiederti di questa inchiesta, che cosa avete scoperto, che cosa avete scritto sul vostro settimanale. Lavorare all'Espresso è bello perché cerchiamo di fare giornalismo d'inchiesta, quindi non la singola notizia veloce, ma articoli lunghi con tante notizie dentro e che cerchino di fare un po' approfondimento e magari indicare delle tendenze non ancora molto visibili. È un lavoro molto bello finché ce lo fanno fare. E, per dirti, quando è scoppiata l'emergenza coronavirus, prima ancora che chiudessero tutto, quindi c'erano appena stati i primi morti a Euganeo e a Lodi, proprio era inizio di tutto. L'Espresso ebbe il coraggio di pubblicare in copertina un'inchiesta di una mia collega Gloria Riva, che era Lombardia, Veneto, ma in particolare, ma in generale in tutta Italia, ma soprattutto in Lombardia, sanità pubblica tagliata, taglia la sanità pubblica, boom di rimborsi alle cliniche private, ai grandi ospedali privati, medicina territoriale sguarnita, medici di base lasciati soli, eccetera, ed era la fotografia, era come dire l'anticipazione di quello che poi abbiamo scoperto tutti a nostre spese, no? E quando siamo arrivati in fine marzo, primi di aprile, io e un ottimo giornalista veronese che si chiama Andrea Tornago abbiamo cominciato a vedere che il Veneto faceva, tra virgolette, eccezioni tra tutte le regioni del nord. Cioè, la Lombardia era un disastro, c'era, vi ricordate, Bergamo, una quantità di morti al giorno spaventosa, tassi di contagio con controllo, terapie intensive piene. Il Veneto, teoricamente, doveva essere la regione che si trovava sulla stessa barca, perché i primi focolai erano stati Voi Euganeo, quindi Padova, e Lodi, quindi Milano, perché Lodi mentre in Veneto era stata circoscritta l'infezione, il focolaio di Voi Euganeo era stato addirittura spento, quindi abbiamo così conosciuto, tramite alcune persone che ci hanno parlato, il professor Crisanti, scoprendo che era venuto a insegnare a Padova dalla carica di direttore della sezione malattie infettive dell'Imperial College di Londra, che è una delle istituzioni di medicina più importanti del mondo. Ha un indice di H-index, no? Come dire, l'indice di, chiamiamolo, valore scientifico, una volta si chiamava impact factor, no? Ce n'ha uno pazzesco, è uno dei più alti d'Italia sul tema specifico delle malattie infettive, quindi è un vero scienziato. E l'abbiamo deciso di intervistare perché avevamo scoperto che era stato uno dei primi a comprare dosi massicce di reagenti per poter fare i tamponi. Li aveva comprati a metà gennaio, cioè quando qui non si sapeva neanche dove fosse Wuhan o cosa fosse il coronavirus, chiaro? Lui a metà gennaio ha preso scorte per, mi pare, 500.000 di tamponi. Quindi quando è iniziata l'emergenza, l'ospedale universitario di Padova, altra cosa di eccellenza, un ospedale collegato all'università, che quindi ai laboratori, agli scienziati può avere, e viceversa, l'università può appoggiarsi all'ospedale per le sperimentazioni, eccetera,
È partito in quarta e facevano più tamponi di tutta Italia, facevano più tamponi a Padova che in tutto il resto d'Italia. In questo modo hanno avuto una capacità di controllo e, che la chiamano sorveglianza attiva, esemplare. Noi abbiamo fatto il primo pezzo a fine marzo, primi di aprile, il modello Padova. Attenzione, non modello Veneto, ma modello Padova. Quel modello secondo me è ancora attuale. Non è ancora superata quella lezione. Però è indubbio che nella seconda ondata il Veneto, in Veneto qualcosa è cambiato, perché purtroppo quello che aveva funzionato direi molto bene nella prima ondata, nel secondo giro, diciamo così, quello che era stata la Lombardia, adesso lo siamo proprio noi. Cosa è successo? Beh, sono successe tante cose, secondo noi molto negative, e i risultati parlano chiaro, i dati sono spaventosi. La Regione Veneto respinge come dire, i dati sul numero di contagi, perché dice anche giustamente che dipendono dal numero di tamponi che fai, cioè se una regione facesse 0 tamponi avrebbe 0 contagiati accertati, no? Certo. Però sui morti non si scappa, no? Cioè il dato sui morti è quello che fa testo. Sì, è quello che fa testo. Ci sono le direttive dell'Istituto Superiore di Sanità molto chiare, cioè se uno ha il Covid e viene tirato sotto in macchina non viene registrato come morto per Covid, no? Deve essere un tizio che ha il Covid e che un medico certifica che il Covid è stato la probabile, anche senza autopsia, causa di morte. Quindi sono dati segnalati dalle ospedali più delle volte dove la gente muore. E il Veneto, noi abbiamo esaminato l'andamento di tutta la curva dei morti giorno per giorno. Abbiamo scoperto che, fissando come data orientativa 20 giugno come fine della prima ondata, perché era il giorno in cui per la prima volta i morti scendevano sotto i 20 al giorno. Ok? Si parla di morti a livello nazionale. Per tutta l'estate restano sotto i 20 morti al giorno, però dal 20 giugno al 30 settembre abbiamo contato altri 1248, mi pare, morti a livello italiano. È stata la grande occasione perduta, quella proprio di fare come Wuhan, scendere a contagi zero. Il Veneto, nella prima ondata, tenendo conto che era stata la prima regione colpita, ha avuto pochissime vittime accertate, perché sono 2002 fino al 20 giugno, ok? Sì. Tra il 29 e il 30 settembre si torna sopra i 20 morti al giorno e a quel punto il Veneto ha una quantità di morti spaventosa, tra novembre e dicembre ha un quarto del totale giornaliero delle vittime di tutta Italia, e ovviamente non abbiamo un quarto della popolazione italiana, quindi un tasso di mortalità spaventoso, e l'ultima volta che avevo guardato dunque ai primi di gennaio abbiamo fatto la tabella, eravamo già a 7.000 morti, quindi erano 2 volte e mezzo i morti della prima ondata. Adesso penso che siamo a 8.500-9.000, penso 8.000. Quindi vuol dire che abbiamo avuto 4 volte, cioè 3-4 volte i morti della prima ondata. Cosa è successo nel frattempo? È successo che sono cambiate chiamiamole le scelte politiche, le scelte di politica sanitaria. Infatti, una di queste peraltro è stata quella anche di rinunciare al dottor Crisanti, che giustamente nominavi prima, Paolo. È stato messo in un angolo e questo forse è stato anche uno dei fattori, non forse l'unico, ma indubbiamente alla fine quello che era stato l'ottimo risultato, che anche grazie al dottor Crisanti era stato ottenuto nella prima ondata, alla fine si è sfaldato tutto nella seconda. Non so se sei d'accordo. Io sono rimasto sbalordito dal modo in cui è stato trattato Crisanti. A Padova gli avevano dato un'onoreficenza, ma io penso che se la strameriti. Ha dato, come dire, ha fatto le linee guida del piano poi applicato dei tamponi, in un momento in cui in Italia non si sapeva neanche, in cui le regioni erano allo sbando, gli stati stranieri grandi erano allo sbando. C'era Boris Johnson che parlava dell'immunità di gregge, vi ricordate? Cose che oggi sembrano follie. A un certo punto è stato brutalmente scaricato, non solo, ma gli hanno pure fatto la guerra. Cioè dalla regione Veneto sono filtrate una serie di attacchi, anche particolarmente vergognosi perché fondati su elementi falsi, e c'è stata una rissa poi sul problema dei test rapidi,
che sarebbe un po' lunga da spiegare, però test rapidi vuol dire dei test che in quel momento, parliamo dello studio di Crisanti del 21 ottobre, erano test poco affidabili, cioè nel 30% dei casi la persona negativa, cioè la persona positiva risultava negativa. Quindi tu su 100 test rapidi mandavi in giro 30 persone convinte di essere negative che invece erano contagiosi. In un caso su 10, che è tantissimo, risultavano negativi persone con una carica virale altissima e quindi super diffusori si chiamano. Quindi lì è stato un disastro, cioè puntare in quel momento su una tecnologia di controllo, su una metodica di controllo con questo margine di errore così alto è stato un disastro. Crisanti gliel'ha detto d'accordo con il primario di malattie effettive, il primario pronto soccorso di Padova, gli hanno mandato una lettera dicendo guardate che qui a Padova referti negativi con questi test rapidi qua non li mandiamo più. Chiaro? Cioè noi non rilasciamo più la patente di negativo, il certificato di negativo a chi fa solo il test rapido, vogliamo il molecolare. Sono insorti medici anche della NAO eccetera dicendo negli ospedali, per le persone che lavorano dentro gli ospedali, infermieri, medici e operatori, vogliamo il tampone, non vogliamo il test rapido. Questa è stata una scelta disastrosa in un quadro più generale di dobbiamo restare aperti a tutti i costi, zona gialla a tutti i costi, altri come dire metodi un po' strani di calcolo dei dati, di cui poi se volete parliamo ma entriamo nei tecnicismi. Comunque, obiettivo, restare aperto a tutti i costi. E il non restare chiusi un po' di più e un po' meglio in questo periodo di tregua estiva soprattutto, o settembre, quando cominciavano ad andare sui dati, è stata una catastrofe. Questa è stata una catastrofe che ha, come dire, adesso dare delle colpe ai politici in un problema come il Covid mi sembra esagerato, cioè qui c'è tutto il mondo allo sbando, ma nella seconda ondata io trovo che certi errori siano molto più gravi che nella prima, proprio perché nella prima... Sì, sono d'accordissimo. Vai Fabiana. No, scusami. Indubbiamente una delle cose che hanno poi accelerato questi processi di cui stiamo pagando le conseguenze è stato anche non solo a livello veneto, cioè il Veneto aveva l'ansia in un certo senso di non restare in zona rossa, di non essere classificato zona rossa, perché comunque la fase di lockdown è stata pesantissima anche sul piano economico e questo politicamente non giova a nessun governatore. E, il fatto di aver lottato per essere tenuti al di fuori, quindi giocare in un certo senso o innescare questa diatriba sulla questione dei numeri, del tasso di positività, non ha trovato Zaia da solo. Volevo chiederti se questa cosa, cioè come la vedete voi dal punto di vista dell'influenza, no, dell'impatto che ha avuto questa decisione e il fatto che non sia stata una decisione presa soltanto da una posizione politica territoriale, ma effettivamente anche pensando a Bonaccini ha dato manforte nella conferenza delle regioni per lottare nei confronti del Ministero. C'è stata una post-schizofrenia tra regioni, nel senso che per esempio la Campania, almeno l'ultima volta che ho guardato i dati, ha un tasso di mortalità relativamente basso, ok? Mentre l'Emilia è messa peggio del Veneto come tassi di mortalità. Però Emilia, Veneto, Friuli per esempio, Liguria hanno fatto l'impossibile per restare tutti aperti. La Campania invece gli faceva comodo al governatore di restare in zona rossa, quindi era lui a chiederla la zona rossa. C'è stata questa situazione paradossale. Il problema è che allora, nessuno di noi ne può più di questo coronavirus, però non bisogna scambiare come dire, la febbre col termometro. Cioè il lockdown purtroppo, la zona rossa totale, è l'unica cosa che si dimostra che funziona. Cioè, guardate come sono calati i morti. Eravamo a quasi 1000 morti al giorno, eravamo tornati. Adesso oggi sono, mi pare, 290. Quanti sono? Comunque vuol dire un terzo di prima, e vuol dire un calo, vuol dire terapie intensive libere. La situazione è disastrosa oggettivamente. Se avessimo fatto più, come dire, ci fosse state scelte più rigorose nel momento in cui si poteva pensare di eliminarlo, questo diavolo di virus, oggi ne paghiamo le conseguenze, cioè sopportiamo più disagi più a lungo per colpa di
scelte politiche sbagliate che sono state fatte nel momento in cui si poteva fare qualcosa. Pensate, Wuhan, avete visto le immagini del concerto punk, rock, Sì. nella regione che aveva avuto per prima i morti, insomma. Sì, quello è indubbio. Paolo, cosa ne pensi della scelta delle regioni colorate? Cioè, questa cosa che stavi un po' raccontando, no? Quindi di affidare poi al singolo governatore più o meno la scelta di chiudere, aprire, e quindi poi creare queste enormi differenze anche fra... È stata una scelta che in qualche modo ha anche un po' smascherato quello che era il gioco politico che c'era sotto da parte del governo, una scelta che per certi aspetti ha deresponsabilizzato il governo e ha alla fine in qualche modo responsabilizzato le regioni in questa secondata, quando nella prima si era un po' preso tutto il merito o il demerito il governo, oppure di fatto andava fatta così proprio per differenziare effettivamente le diverse l'incidenza diversa nei vari territori della nostra Italia? Difficile dare una risposta netta, perché da una parte, per dire, Crisanti addirittura estremizza ancora di più la cosa. Lui sosteneva che bisognasse fare il lockdown di quartiere, cioè se a Verona c'è un quartiere in particolare che c'ha un sacco di contagi, bisogna chiudere quello. Come era stato fatto, vi ricordate? Codogno, a un certo punto avevano chiuso solo Codogno, ma era giusta la scelta, non ha senso chiudere il comune vicino in cui ci sono pochi, in cui ci sono solo 2 famiglie contagiate, chiaro? Quindi da una parte si potrebbe dire sarebbe stato massimamente opportuno non fare semplicemente il territorio regione che ha tantissime situazioni diversificate come area di riferimento per decidere che restrizioni adottare, no? Ma fare territori ancora più circoscritti a livello proprio di quartiere, a livello di frazione del comune, eccetera. E, d'altra parte è chiaro che sia il governo centrale che secondo me soprattutto le regioni erano combattute ogni giorno tra opposte esigenze. Da una parte quella di avere meno morti possibile e non avere le terapie intensive intasate e quindi chiudersi. Dall'altra parte la popolazione esasperata, gente che non c'ha più lavoro, che deve tenere chiuso tutto, eccetera, quindi pressioni per tenere invece tutto aperto. La gestione è stata disastrosa dal punto di vista dell'equilibrio tra queste 2 esigenze. Ecco. Era difficile. Sì, piuttosto difficile da muoversi all'interno di queste complessità, difficoltà che tra l'altro con altri risvolti sicuramente noi abbiamo un made in Italy anche in questo senso, però riscontriamo difficoltà di scelte politiche anche in altri governi europei, tanto per guardare in casa nostra, insomma. Adesso il caso che fa scalpore è la Germania. La Germania l'abbiamo presa per tutta la prima ondata e per l'inizio della seconda come modello. Perché? Perché sono partiti a marzo 2020 che avevano, mi pare, 4 volte le terapie intensive dell'Italia. Loro non hanno avuto un problema di pressione sugli ospedali perché avevano, mi pare, 28.000 posti in terapia intensiva dall'inizio. Avevano una fortissima sanità pubblica dall'inizio, quindi non hanno dovuto di corsa riconvertire le sale operatorie in centri Covid perché non c'erano le terapie intensive, non si sapeva più dove mettere i pazienti. Chiaro? A Verona abbiamo avuto i pazienti in corridoio o nei pronti soccorso, adesso, cioè, non ho trovato grandi notizie su questo, però c'erano queste cose, si parli con i medici delle terapie intensive, erano disperati. Certo, infatti anche la tua stessa inchiesta, perché guardando un po' su questo argomento dobbiamo guardare anche lo scenario l'avevi anche già inquadrato, no? Con un'inchiesta nel 2011 sui tagli che si stavano facendo in regione e le persone ricoverate in pronto soccorso perché non si trova un posto letto era già storia, quindi diciamo che il sistema poteva essere fragile già di per sé e questa situazione l'ha messo molto, molto in crisi. Io volevo farti una domanda però sulla validità dei dati, perché c'è forse un problema di fondo che anche permette alla politica di tirare la corda fra regione e ministero. È molto complesso uniformare sul piano dei dati un sistema così parcellizzato, perché la regionalizzazione della sanità ha l'obiettivo di contenere anche i costi, di efficientare.
il servizio. C'è il problema però dell'uniformità di questi dati. Già quello che dicevamo in Veneto è successo mettendo insieme due modalità di rilevamento della pandemia, incide molto sul dato poi che si va a comunicare a un ministero. La situazione lombarda addirittura è quasi paradossale, stiamo assistendo in questa settimana a un teatrino che non ci saremmo mai aspettati. Questa questione dei dati, dell'uniformità dei dati, della credibilità. Scusa. Chiudo subito. Questo problema dell'uniformità dei dati, quanto incide anche nel lavoro della stampa? Dipende se ti bevi i dati acriticamente oppure se cerchi di ragionarci sopra, come dire, ognuno dovrebbe fare un lavoro di non limitarsi a fare da, come dire, reggitore del microfono al tizio che fornisce i dati, ma interrogarsi sui dati, forse. Comunque, ci sono molti dati opinabili, ok? Per esempio la percentuale, il tasso di contagiosità, eccetera, eccetera, cioè molti dati dipendono da quanti tamponi fai. Adesso con i test rapidi di nuova generazione, quelli di terza generazione, anche quelli sono, il problema dei test rapidi per fortuna è quasi un problema superato, nel senso che i test rapidi di nuova generazione sono, tra virgolette, abbastanza buoni, sbagliano meno, ok? E il margine di errore è inferiore al 10%, quindi vuol dire che è paragonabile il margine di errore dei tamponi, con la differenza che per i tamponi il margine di errore dipende dall'errore nell'esecuzione del tampone, ok? Comunque adesso, senza entrare in tante storie che ci ha raccontato Crisanti, un altro gigante si chiama Rappuoli, un altro scienziato con un indice stellare di valore scientifico, Rino Rappuoli, capo degli scienziati della Glaxo, ha una formazione pubblica, è un altro gigante che quando hai dubbi te lo senti e insomma è un esperto vero. I dati però, anche la polemica sui dati però, quindi allora è sensato dire mi fido più dei dati del Veneto o dell'Emilia, che sono regioni che bene o male hanno una tradizione di efficienza anche nella sanità, rispetto ai dati della Calabria, che sappiamo che è una sanità gestita disastrosamente, commissariata per mafia, eccetera, ok? Quindi se il Veneto, se l'Emilia hanno un altissimo numero di contagiati perché magari li controllano di più, in realtà la situazione va meglio che in altre regioni in cui ci sono meno controlli. Ok, questo però è il bicchiere mezzo pieno. Il bicchiere mezzo vuoto è che comunque i morti sono i morti, il tasso di mortalità non è influenzabile o è in limiti limitatissimi, influenzabile dal modo in cui se il tizio muore nel reparto di terapia intensiva, appunto, fine, morto per Covid, no? E c'è un altro dato che è, come dire, taglia la testa al toro e che secondo me è il dato più importante, si chiama eccesso di mortalità. L'avrete seguite le cose, cioè l'Istat ha fatto uno studio insieme all'Istituto Superiore di Sanità per vedere quanti morti abbiamo avuto quest'anno in Italia in più rispetto alla media dei morti degli anni 2015-2019, cioè dei 4 anni precedenti. Questo studio, come dire, non ci sono storie, cioè quest'anno in più come tasso di mortalità cosa c'è stato? Il Covid. Questi studi ti permettono anche di studiare quanti morti in più abbiamo avuto nella prima ondata, in cui tanta gente è morta a casa, tanti anziani sono morti a casa senza che nessuno gli facesse il tampone, per cui non sono stati registrati come morti per Covid. Quindi la mortalità per Covid in realtà è molto più alta di quella registrata, chiaro? Questi studi sull'eccesso di mortalità sfatano molti miti. Per esempio, non è vero che l'Italia abbia tra i tassi di mortalità più alti del mondo. Perché? Perché in altri paesi i morti li registrano in modo diverso. Per esempio, mi sono rimasto sbalordito quando un giornalista francese ci ha raccontato che in Francia i morti per Covid a casa non li registrano come morti per Covid solo i morti in ospedale, perché gli interessa il dato sulla pressione sugli ospedali. Però è assurdo. In Germania li registrano più o meno come noi e infatti adesso cominciano ad avere dati sull'eccesso di mortalità simili ai nostri. In Belgio avevano un tasso di mortalità anche più alto del nostro. Quindi se tu vai a vedere invece i dati sull'eccesso di mortalità trovi che siamo grosso modo in linea con gli altri paesi europei. Ma il dato vero sarebbe un altro probabilmente. Bisognerebbe distinguere tra tipo di aree. È chiaro che se c'è, non so, nel centro della Sardegna, in cui hai
una popolazione dispersa, lì hai un basso indice di contagio, probabilmente. Nelle aree urbane densamente popolate, inquinate, eccetera, probabilmente hai un tasso di contagio, cioè se c'è un focolaio al Salo Lombardo oppure in un quartiere di Milano sovraffollato, è chiaro che lì esplode il contagio. Quindi il confronto andrebbe forse fatto tra aree urbane omogenee. Certo. Ma a proposito di Unione Europea, il Veneto è stato messo in una recente mappa delle zone europee in una zona rosso profondo, no? Ha fatto piuttosto scalpore questa cosa, perché pare che per uscire dal Veneto ci debbano essere precauzioni maggiorate rispetto alle altre zone anche dell'Italia. Come la vedi anche questo intervento dell'Unione Europea sulle zone interne ai singoli stati? Perché questo è un ulteriore elemento di indagine, no? Per certi aspetti. Beh, come ho detto, i parametri che usa il Ministero per valutare se siamo gialli, arancioni o rossi, no, come regione, si basano su una serie di fattori che è anche di cui è anche giusto tenere conto, tipo come è messa la sanità. Se c'hai 7.000 posti in terapia intensiva, se ne hai 500, chiaro, no? Quindi se c'hai 7.000... Però si crea l'effetto paradossale che allora se una sanità è forte può, come dire, far esplodere il numero di contagiati. Evidentemente no. Io penso che non conosco questo studio sulle regioni. È uscito proprio ieri, era sui giornali oggi. Sì, non l'ho studiato però, ho visto solo la notizia e il grafico. Penso che si basino molto sui tassi di mortalità e di conseguenza purtroppo i tassi di mortalità sono spaventosi in Veneto, in Friuli. Per esempio in Val d'Aosta c'è stato un tasso di mortalità in rapporto alla popolazione 3 volte la Lombardia, l'ultima volta che abbiamo controllato. E in Val d'Aosta erano lì a dire apriamo le piste da sci, eccetera. Assolutamente. C'è da dire, peraltro, a proposito dei posti letto, che il Veneto si era comportato bene da un certo punto di vista, perché sembrava che Zaia avesse, durante l'estate, aumentato di circa 1.100-1.300 posti, appunto i posti in terapia intensiva, ma poi alla fine erano utilizzabili solo circa 700 di questi, perché poi ci voleva il personale specializzato, cosa che non è invece stata adeguata all'aumento delle sale a disposizione per i malati da appunto ricoverare in terapia intensiva. Ecco, anche questo era un dato che aveva da una parte fatto scalpore in positivo, se vogliamo, per quanto riguarda la sanità veneta, però vanno guardate nel loro complesso tutte le riforme che vengono fatte, ed era stato un intervento un po' zoppo per certi aspetti. C'è stata una polemica tra i medici della NAO, quindi un sindacato di medici che rappresenta molti ospedalieri, anche primari, e la Regione Veneto. La Regione Veneto a un certo punto ha detto abbiamo X numero di posti letto in terapia intensiva, e la Regione ha detto no, non li avete, ne avete un terzo in meno. Se fosse stato così, il Veneto sarebbe diventato zona arancione o rossa, chiaro? Quindi il dato era fondamentale. A questo punto, comunque, la cosa anche lì, non vorrei dire che le bugie hanno le gambe corte, ma insomma, alla fine poi come stanno le cose si capisce. Il nuovo direttore generale della sanità veneta, che tra l'altro era il direttore generale dell'ospedale di Padova, quindi è di nomina politica anche lui come tutti, ma ha gestito bene l'ospedale Università di Padova, è stato lui che gli ha dato il via libera a Crisanti per fare il piano di tamponi, eccetera. E l'ha anche pagata, perché quando hanno dato i punteggi ai vari direttori generali, lui è venuto fuori ultimo, cosa che ha fatto scandalo anche sui giornali vendita, perché come c'hai l'ospedale che è andato meglio di tutti al direttore generale, come se il Covid fosse stata una cosa passeggera, come dire. E, insomma, fatto sta che il nuovo direttore generale ha detto chiaramente abbiamo X posti letto attivabili, ma quelli attivati, cioè quelli in cui ci posso mettere già il paziente, sono un terzo di meno. Quindi meno male che sono attivabili, cioè le macchine ci sono già, eccetera. Ovviamente per gestire un posto letto in terapia intensiva ci vuole personale, ci vuole anche delle strutture di contorno, e quelle le allestisci se necessario, si spera mai. Certo. Anche perché vuol dire non far funzionare più le sale operatorie, no?
Perché poi c'è quell'altro problema di fondo che il Covid sta paralizzando gran parte delle attività degli ospedali, e questo tutto quello che succede e che non è direttamente Covid, però è indubbiamente comunque una conseguenza diretta della pandemia, assolutamente. Se volete, secondo me il Covid, che è un disastro, è una catastrofe, ma potrebbe essere anche l'occasione per risolvere alcuni problemi di fondo della sanità italiana, sull'Espresso io in particolare cerco di picchiare ogni volta che posso. Un problema vistosissimo della sanità italiana rispetto alla sanità anche estera, tedesca, eccetera, è i capi della sanità, i direttori generali degli ospedali e delle ASL sono di nomina politica. Se una volta c'era il reato di abuso d'ufficio semplice negli anni 90, e i magistrati di Tangentopoli a un certo punto hanno incriminato la giunta regionale della Lombardia proprio perché si erano fatti beccare disastrosamente, addirittura con delle registrazioni, mentre facevano la spartizione delle nomine negli ospedali come il mercato delle vacche, no? Seguiamo il piazza, qui ci mettiamo quello dell'UDC, lì ci mettiamo, insomma, incriminati tutti. Durante il processo è stata approvata una riforma che ha tolto il reato, sono stati tutti assolti perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Allora, non sarà più reato, ma non vuol dire che è una roba bella che tu nomini il direttore dell'ospedale perché è fedele al partito che comanda in regione o alla tal corrente o al tal assessore. C'è un problema grosso di scelta del merito. Cioè, abbiamo fatto un'inchiesta sui direttori generali della sanità in Lombardia, proprio perché la Lombardia era un disastro. C'era il tizio che faceva il bassista nella band del politico di vertice della regione. C'era il tizio che era un esperto di freni a disco, era un manager di aziende di freni a disco, l'ha messo capo del più importante ospedale di malattie infettive. A cascata questa provoca disastri in tutta la struttura di comando, per cui c'hai il primario di partito, capisci? Perché poi anche le carriere interne agli ospedali, questa è la lottizzazione politica delle nomine, è una cosa disastrosa. Bisognerebbe fare dei concorsi pubblici seri in cui si candida chiunque, Crisanti della situazione, e arriva Crisanti perché è il più bravo. Ma forse bisognerebbe farla sul pianeta Marte la selezione, vista come anche le cattedre universitarie eccetera funzionano in Italia. La seconda cosa di struttura, secondo me anche quella è un problema strutturale, e anche questo delle responsabilità politiche, cioè da quando Formigoni ha impostato un modello di sanità in Lombardia con Comunione e Liberazione, bisogna dirlo, insomma, il sistema di governo della sanità in Lombardia con Comunione e Liberazione è stato importato sull'ideologia del privato, cioè il privato è bello, lo presentavano come la libertà di scelta, tu puoi andare nell'ospedale pubblico oppure nel bellissimo ospedale privato in cui strafigo, ti curano da Dio eccetera, quindi era chiaro che la gente, ma il privato lavora per esigenze di profitto, quindi se tu ti prendi i bilanci degli ospedali privati ci sono delle cose agghiaccianti, il concetto di cure profittevoli, cioè i malati di tumore sono profittevoli, i malati di cuore sono profittevoli, cioè rende curarli, e quindi quelle malattie lì negli ospedali privati ci sono i reparti pieni. Le malattie che non rendono se le becca il pubblico. Chiaro, alla fine che tiene su tutto è sempre la sanità pubblica. Quando poi c'è la clinica privata, magari piccolina, eccetera, che c'è il paziente che ha lo sciupun, no? Cosa succede? Va nell'ospedale pubblico. Cioè una volta abbiamo beccato un dato che era il traffico, cioè praticamente il traffico interospedaliero, i ricoveri da clinica privata a ospedale pubblico. Erano robe spaventose, cioè che teneva su tutto. Già anni fa si poteva capire che era la sanità pubblica. Se la sanità pubblica è gestita male, gestiamola bene, diamola in mano a gente brava, ma non... è proprio il concetto di ospedale privato. Ospedale privato vero sarebbe io mi pago le mie cure, ok? Io pago di tasca mia le mie cure, ma il privato italiano è un privato assistito, convenzionato, e quindi diventa parte dell'ospedale pubblico. Però fa solo le cure cosiddette profittevoli. Questo è un altro elemento grosso di debolezza del sistema. Assolutamente. È un sistema che, giustamente parlando di sanità lombarda, lo vediamo, insomma, tuttora non è assolutamente incrinato come sistema.
Il Veneto invece, soprattutto Zaia, sostiene che non ci sia questo squilibrio a favore del settore privato. Ma non è vero, perché se tu prendi i dati, allora, è vero che la Lombardia è stata, come dire, il modello negativo di quel tipo di scelta sanitaria, e lì è andata oltre ogni limite. E c'erano anche fenomeni di corruzione sotto, perché va detto, cioè alla fine il governatore che per 20 anni è stato il simbolo della sanità lombarda è andato in galera per tangenti milionarie prese dagli ospedali privati, ok? Dai più grandi ospedali privati. È vero che nel Veneto non ci sono state queste degenerazioni, come dire, però Verona, per esempio, a Verona è vistoso il fatto che ci sono 2 grandi ospedali privati, belli, ben gestiti, devo dire, sicuramente ospedali di eccellenza rispetto alla media italiana, ma l'ospedale pubblico di Bussolengo è quasi svanito. Cioè, chiaramente i fondi a disposizione sono limitati, se tu foraggi i privati alla fine il pubblico soffre, e che questo a Verona si è visto molto, secondo me. Sì, Verona, proprio tutto il territorio della provincia, tutta la distribuzione degli ospedali ha subito una falcidia nell'arco di pochi anni che ha impoverito i territori. Adesso se ne pagano le conseguenze in questa fase pandemica, riaprendo anche delle Riaprono. aree, esatto, proprio per far fronte al flusso, alla necessità di pazienti anche molto complessi da gestire, perché un paziente Covid non lo puoi affiancare a un altro paziente perché diventa fonte di contagio. Ti facevo questa domanda, volevo iniziare un po' a chiederti se appunto questa impostazione che abbiamo visto fino adesso, quindi tagli sui territori, accentramenti in grandi centri di eccellenza che siano pubblici o privati, a fronte di questa pandemia andrà completamente in crisi. Ha forse retto sul piano della gestione dei bilanci, perché dal 2009 il Veneto si è tirato su progressivamente, proprio tagliando molto la sanità e accentrando in poli di eccellenza. Avevano anche annunciato dei piani di sviluppo territoriale di medicina del territorio, c'erano dei progetti bellissimi anche con finanziamenti pronti a partire che poi non sono mai stati sbloccati. Fatto sta che la medicina di territorio è rimasta con le pive nel sacco, non c'è stato il turnover, l'arricchimento del numero di medici di famiglia, e ne paghiamo amaramente le conseguenze adesso. E quindi questo sistema evidentemente da solo non sta in piedi, perché che sia una pandemia che riusciamo a risolvere, ma il problema che se ne possa ripresentare un'altra non lo può escludere nessuno. Ti chiedo se effettivamente la politica adesso deve ripensare, alla luce proprio della concretezza di questa situazione, il proprio modo di pensare alla sanità pubblica. E se c'è una strada per la sanità pubblica, perché forse non sappiamo se sia una fase di svolta o una fase di collasso. Ma da una parte sembra che uno dei pochi effetti positivi del Covid sia stato appunto quello di far rendere conto a tutti, a gran parte anche della classe politica e dei cittadini, le priorità. Cioè, se non c'è il pronto soccorso, se non c'è la terapia intensiva, ho voglia di avere il centro di eccellenza per la reumatologia o che ne so, chiaro, cioè ci sono le strutture, quelle essenziali di base, quelle me le può dare solo il pubblico, proprio perché non sono redditizie, perché la sanità non deve essere un'azienda, in realtà. Però poi, come sempre, siamo un paese della memoria molto corta. Quindi adesso, in questo momento, coronavirus, tutti a dire viva la sanità pubblica, rafforziamo la sanità pubblica. Non so tra 6 mesi se si va a votare cosa dicono, e non so se magari tutti i partiti saranno immuni, tanto per usare una parola giusta, all'influenza del fatto che magari qualche grande gruppo sanitario privato sgancia dei bei finanziamenti al partito per la campagna elettorale. Purtroppo è così in questo paese. Paolo, fra l'altro, scusami, mi hai dato l'assist, visto che oggi si parla di dimissioni di Conte e di crisi di governo, che cosa può comportare peraltro anche un eventuale rimpasto, un Conte terzo, oppure addirittura il ricorso alle urne a breve, perché sono tutte ipotesi che al momento non sappiamo dove ci porteranno.
Beh, qui dovreste chiamare Marco da Milano, perché io i politici li conosco tendenzialmente solo se sono indagati. Allora... Va bene, va bene. Invece ne parlavamo anche un po' fuori onda. Qual è la tua valutazione sull'operato dei giornalisti? So che è brutto dirla così, però insomma i giornalisti si ritrovano a dover spesso tutti i giorni ascoltare le parole di Zaia in queste conferenze fiume che sono state anche un po' protagoniste, se vogliamo, di tutto il periodo della prima e della seconda ondata. Sto parlando dei giornalisti veneti, no? Ma in generale anche il modo di trattare la questione Covid, come è stata secondo te in Veneto, Verona in generale? Non ho mai fatto il difensore d'ufficio dei giornalisti come categoria, perché come categoria abbiamo difetti enormi. Vicinanza al potere, secondo me forme anche proprio di corruzione indiretta o indiretta, cioè per la carriera, gente che blandisce il tal potere perché il tal potentato economico, eccetera. Ne abbiamo viste di tutti i colori. Abbiamo visto giornalisti a libri paga dei servizi segreti, no? Cosa espressamente vietata dalla legge istitutiva dei servizi segreti dopo una caterva di scandali degli anni delle stragi, e questi pigliavano la stecca. Abbiamo visto le cose vergognose. Quasi sempre i giornalisti colpevoli, proprio non è successo niente, cioè pena patteggiata, procedimento disciplinare sospeso, eccetera. Quindi lungi da me la difesa della categoria dei giornalisti in generale, ognuno risponde per il proprio lavoro. E non bisogna cadere neanche nel cesso opposto di dire, non so, i giornalisti italiani hanno avuto un sacco di morti. Ci sono degli eroi nel giornalismo italiano, Pippo Fava, Peppino Impastato, anche giornalisti recenti, c'è Nello Scavo di Avvenire che si è beccato le minacce, insomma, Lirio Abbate dell'Espresso che c'ha una scorta perché ha parlato male dei mafiosi di Roma, perché è stato il primo a pubblicare articoli circostanziati che sono quelli che gli danno fastidio. Anche sul Covid, io ho citato Andrea Tornaco, è un freelance, è un giornalista fantastico, giovane, bravissimo. A Verona c'è Gianni Ballarini, che è un bravissimo giornalista, lavora a Nigrizia, ok? Ma Nigrizia è una bellissima rivista, è un po' l'Internazionale. Ci sono veramente tanti giornalisti bravi, ci sono giornalisti anche al Corriere Veneto, al Corriere di Verona oppure all'Arena, eccetera, che sono per esempio espertissimi di, come dire, estremisti di destra, terrorismo di destra, eccetera. Io divoro i loro articoli su questi temi, magari perché la città si presta, non so come dire. Però altri sono, non so, altri giornalisti di Paolo che sono delle memorie storiche pazzesche sul terrorismo di sinistra, cioè, abbiamo dei giornalisti anche grandiosi in Veneto, per cui forse bisognerebbe smettere di leggere, tra virgolette, i giornali come riferimento identitario di appartenenza, ma cominciare a leggere i giornalisti, come dire, cioè se ha fatto un'inchiesta il tale, beh, allora me la leggo, perché non so, io perdo un articolo di Attilio Bolzoni di mafia o di Salvo Palazzolo, che Salvo Palazzolo scrive su Repubblica, Attilio Bolzoni adesso è passato al Domani, ma sono due campioni assoluti. Se ci sono storie di mafia si legge loro, come dire, non c'è gara. Quindi l'invito è seguire il giornalista ovunque vada, perché insomma evidentemente anche si crea un rapporto anche di fiducia, no, fra il lettore e chi racconta le storie che vanno raccontate. Sì, perché poi c'è sempre il solito problema che adesso la maggior parte della gente pensa di informarsi su internet, no? Quindi guarda le robe che ti arrivano su Facebook, eccetera, eccetera, e non si fa più il ragionamento fondamentale, cioè chi lo dice? Cioè, siamo bombardati di informazioni, ma chi ti dice che quell'informazione è vera? Se la fonte è il New York Times, tu sai che il New York Times rispetta degli standard pazzeschi di verifica delle notizie, se scrivono mezza cretinata, poi fanno una pagina intera di autoflagellazione e licenziano le persone, chiaro? Non so come dire, ci vorrebbe un'unità di misura oggettiva. Io penso che una buona unità di misura entro certi limiti è le querele, cioè bisognerebbe cominciare a mettere come l'indice, come l'H-index per gli scienziati, no? Cioè, io personalmente non sono mai costato €1 di risarcimento
riferimento ai giornali per cui lavoro. E non è che scrivo di coltivazione degli asparagi, chiaro? Per cui è difficile che ti quereli un asparagio, no? Mentre magari il politico potente, il banchiere, il mafioso, eccetera, quelli querelano sempre, chiaro? Non sono mai costato niente, ok? Sarà fortuna, non so come dire, però, ed è la mia forza, la mia unica forza professionale sta qua. Quando propongo una cosa al direttore, anche se è il nuovo direttore che non mi conosce, lui sa che posso proporre notizie, come dire, tra virgolette esplosive, ma queste qua le querele le vince, capisci? Questo è un elemento oggettivo, però che voglio dire, siamo costretti a essere giudicati dal fatto che, come dire, non mi hanno asfaltato con una querela, non è bello, sarebbe bello ci fosse un meccanismo virtuoso in cui brilli, però insomma, secondo me a seguire tanti giornali, a vedere magari a distanza di tempo cosa resta di quella notizia, si capisce quali sono i giornalisti bravi, insomma. Fabiano. Paolo, avrei un'ultima domanda molto breve e forse ti chiedo di essere divinatore in un certo senso. Hai parlato di mafia, hai proprio velatamente toccato il tema, però sappiamo che mafia e sanità spesso si trovano d'accordo. Dovremmo aspettarci proprio per queste enormi spese che sta affrontando il nostro paese per far fronte al Covid, anche semplicemente per i dispositivi medici, quindi le mascherine e tutti i dispositivi che servono per gli operatori. Ci dobbiamo aspettare nuove inchieste che denunciano questa correlazione fra potere occulto della mafia e governi e amministrazioni pubbliche. Sarebbe ora in Veneto. Per lunghi anni il Veneto è stato la bella addormentata dell'antimafia. Adesso finalmente da un anno e mezzo, 2 anni si sono svegliati, anche a Venezia, la DDA di Venezia si sono svegliate. Adesso non vorrei essere offensivo, comunque insomma non c'erano state grandi inchieste antimafia, se ricordate. Da un po' di tempo ho cominciato ad arrestare gente anche a Verona, eccetera. Era vistoso il fatto che c'era la grande inchiesta Emilia fatta dalla direzione di Bologna, la grande inchiesta Infinito fatta dalla Procura di Milano, inchiesta Minotauro fatta da Torino, inchiesta, come si chiamava, Crimine fatta dalla Procura di Reggio Calabria, e arrestavano gente a Verona, Padova, Venezia, eccetera. Non c'era mai un'inchiesta, come dire, autoctona. Non è facile, ci vogliono magistrati, forze di polizia preparate, bisogna essere molto bravi. A Milano a Roma c'era Pignatone, a Reggio Calabria prima c'era Pignatone, c'era Caselli a Torino, insomma c'erano magistrati con una storia anche nella lotta alla mafia incredibile. In Veneto eravamo un po' così. Adesso io penso che sia solo la punta dell'iceberg quello che è emerso. Cioè, tenete conto la cosa vistosa è, in Lombardia avevano le locali, no, dell''ndrangheta, cioè come dire la banda di affiliati che forma gruppo autonomo col capofamiglia, per intenderci, praticamente in ogni quartiere di Milano e in ogni comune soprattutto della Brianza e anche della zona del Pavese. Possibile che in Veneto ci sia poco niente. Adesso è venuto fuori la locale dei Giardino tra Villafranca e Sona, no? Avevano fatto una locale a Verona. Una locale vuol dire un gruppo stabile che da 20 anni è qua, che fa reati ma fa anche investimenti nelle attività lecite. La quantità di soldi che hanno fatto le organizzazioni mafiose con il traffico di droga è spaventosa. Io sono personalmente antiproibizionista anche per questo motivo, cioè in una situazione di mercato illegale anche per la marijuana, mettiamo, tu procuri guadagni pazzeschi a queste organizzazioni che poi li riversano nell'economia. In una situazione di coronavirus con 9 decimi delle imprese, con il 90% delle imprese alla canna del gas, c'è un rischio, secondo me, di una colossale svendita dell'economia, svendita a prezzi da miseria, di ristoranti, attività, eccetera, assi qua che problemi economici non ne hanno. C'hanno solo il problema di riportare i soldi dall'estero perché li hanno nascosti magari. Quindi problema assolutamente centrale, secondo me. Bene, siamo arrivati in chiusura, noi ringraziamo Paolo Biondani ancora una volta, continuiamo a ringraziarti Paolo perché sei sempre molto disponibile nei nostri confronti. Grazie a voi.
Grazie davvero di cuore per averci raccontato delle tue inchieste, di quello che sta succedendo in Veneto in questo periodo davvero molto difficile. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito e appuntamento alle prossime edizioni di Succede alle 31. Grazie anche a Fabiana Bussola di Eraldo. Buona serata a tutti e grazie ancora di nuovo a Paolo. Ciao. Grazie a voi, buona serata. Ciao, arrivederci.